andato a prendere i dolci. Ciao Patavini, oggi siamo nel quartiere Sacra Famiglia. Una fornace è alle mie spalle e un'altra è di fronte a me. Adesso vi porto a conoscere al Civico 57 di via Siracusa, fornace 57. Andiamo. Vi porto a conoscere Riche e Mirko. Bel corpo tant'anima è una bellissima citazione. Guarda, io proprio nei giorni scorsi pensavo a questa cosa, no? Del fatto che tante volte ci si affida a chi racconta, no? E sta anche appunto a noi, in questo caso generale, a raccontare in un determinato modo piuttosto che in un altro quello che è il prodotto, quello che sono i valori, i punti di forza e magari anche i punti di debolezza, perché non sempre i punti di debolezza sono una cosa negativa, secondo me. Sì. In questa semiperla che mi è uscita, brindisi di nuovo e andiamo. Patavini, mi sono subito accomodato con Mirko. Ciao. Ciao Mirko. Ciao. Grazie di aver già visto 4 bottiglie per noi. Raccontaci un po' la vostra filosofia. Siamo una piccola enoteca, siamo aperti da 2 anni e mezzo. Da un po' di tempo abbiamo comunque abbracciato la filosofia di lavorare con vini di artigiani. Naturali, sinceri, vini naturali e noi sinceri, spontanei. Ci siamo appassionati comunque di questo mondo, sia io che Enrique. Abbiamo deciso di prendere solo dei vini che hanno un'attenzione particolare a quello che è il rispetto dell'uva, te lo stavo per dire io, dell'ingrediente madre, e anche della storia magari che c'è dietro l'etichetta, la produzione del vino. Raccontano il territorio, la propria storia. E il produttore stesso, ne stavamo parlando poco fa anche di questo. Infatti una cosa che ci teniamo spesso di fare comunque è andare a conoscere le persone con cui lavoriamo. Perché è bello creare comunque questa sintonia, questa sinergia, e quando si lavora con persone che hai vissuto, hai visto la loro storia, la loro filosofia, si lavora anche meglio. Sai cosa? C'è anche magari una condivisione del tutto. Esattamente, conoscere anche le varie filosofie che ci sono dietro, le varie storie. Mi trovi pienamente d'accordo. Bene Nicolò, quindi passiamo alla parte pratica. Ci giriamo, io sono assaggiamo qualcosa, d'accordo. visto che ho selezionato un po' di cose da farti provare. Mi fido e affido pienamente a te. Bene, eccoci Cheers. qua. Cin. Questo mi dice di essere un Vespaiola. Vespaiola, zona Breganze. 6 giorni circa di macerazione, con un bel corpo, tanta anima. Quanto ti piace raccontare il vino, la storia di chi lo produce e tutto quello che abbiamo detto prima? Sicuramente, dicevo, è una parte fondamentale del nostro lavoro, e le persone comunque recepiscono meglio quando c'è un po' di storytelling dietro i prodotti che vendiamo. Bello corposo, Ottimo. Come dicevi, ottimo davvero. Mi dai l'assist per andare a trovare Rick adesso? Esattamente, che passiamo anche alla parte interessante. food. Andiamo, accompagnami. Andiamo. Ho raggiunto Rick dietro al banco per preparare la famosa tartare. È qua che succede la magia, ragazzi. Vai, faccela allora, vedere questa intanto vi magia. faccio vedere che per guarnire la tartare usiamo i germogli di piselli verdi, che dà un tocco molto erbaceo sul piatto. Di solito le persone non mangiano, però io consiglio sempre di abbinare al pezzettino della tartare che prendono, Io mangio, sai. perché comunque dà quel tocco che contrasta con il dolce del tuorlo, ma anche... E anche quella leggera croccantezza e freschezza Sì, diversa. dà tanta freschezza, è molto interessante. Allora, lavoriamo una tartare che ci arriva già Sottovuoto. sottovuota e pretagliata, e adesso facciamo una magia. L'importante della tartare è la base della carne, deve essere buonissima. In questo caso lavoriamo la garonese veneta, che è una carne di un manzo qua della zona di Vicenza. Usiamo un sale maudon, fiocchi di sale, che non sono troppo salati, non interferiscono nel gusto, ma dà comunque una bella croccantezza. È un bel fiocco anche, Un bel una bella fiocco, consistenza. sì. Che se metto qua sulla palma della mia mano si riesce a vedere il fiocco di sale. E poi, per dare ancora un po' più di sapore, mettiamo un po' di pepe cherry, che è un pepe speziato e agrumato allo stesso tempo, molto profumato, ma comunque non troppo persistente in bocca. E l'olio evo deve essere un olio un po' delicato, non interferisce nel proprio sapore della carne. Che va ad avvolgere e dare un po' di cremosità. Fantastico, anche, dà giusto? quell'umidità che ci serve. A me piace fare la tartare che Ok, prende vai. un po' di aria all'interno. Una volta che la carne è montata, sbattuta tanto, faccio una bella quenelle, molto artigianale. È la prima quenelle che vedo fare solo con un cucchiaio, però è la ciotola che ti aiuta, dai. Impiattiamo, e la magia, il tuorlo in gel, cucinato a bassa temperatura per 2 ore e mezza. Molto lucente. Sì, e non si smonta mai. Eccoci qua. Ben Allora, ritrovato, Mirko. Grazie mille. Con questa tartare ho deciso di abbinarti questo vino. Si chiama Undercover. Non è il classico merlot, è un merlot molto elegante, molto fresco. Un po'
dicevamo un poco prima, vero? tannino, sì, è un merlot con una mentalità bella strong. Una bella mentalità, sì. Praticamente fa macerazione carbonica, il che lo rende un vino fresco, poco tannico. Magari con la tartare sposa molto noi bene. consigliamo maggiormente vini rossi ma con poco tannino, Lecito. perché comunque il tannino dà una parte ferrosa che già c'è nella carne, comunque quella parte ematica, quella parte della carne cruda. Chiarissimo. È una Quindi- spiegazione non da poco che credo apprezzeranno in molti, perché effettivamente Ok, è quindi così. sì, vino Per me sei stato Pisnelli. molto chiaro, spero anche per loro. Grazie. Ho ritrovato esattamente quello che mi hai detto al primo sorso. Bravo e grazie. Sì, sì. Prego. Eccoci qua allora. Il vino l'abbiamo scelto. Passiamo all'assaggio, ma il primo sorso che ho fatto ho ritrovato appunto, come dicevo, tutto quello che tu mi hai descritto nel vino e so già che si sposa perfettamente con questo. Io vado liscia così all'inizio. Assaggiala anche con un po' di tuorlo. Ho voluto assaggiarla proprio da sola, semplicemente, molto leggera ed equilibrata effettivamente, anche con il condimento che ci ha fatto Riche. Il gel di È tuorlo una droga. veramente una droga. Sai cosa non ho addentato? Anche il Giorno Germoglio, che io ci tengo, che a me piacciono, non li lascio là. Eccezionale. A me piace moltissimo, cioè veramente un po' una droga che adesso andremo a provare con il nostro abbinamento, però adesso metto alla prova te, perché Ricky l'abbiamo già messo alla prova e l'ha superata. Abbinamento approvato anche questo. È veramente molto leggero come vino, non va a sovrastare, quindi direi eccezionale, e direi che dopo me la finisco, Mirko, però adesso è il momento di assaggiare anche il couscous di verdure che mi attira moltissimo. Anche perché sai cosa? A me piace tantissimo personalmente, magari qualcun altro no, però la consistenza della verdura, cioè che è bella presente. Sì, sì, è croccante, bei pezzi. Poi c'è la parte comunque crunch, diciamo. Madonna, se è buono. È molto equilibrato. Io apprezzo moltissimo personalmente anche la consistenza e il taglio delle verdure, che è bello grossolano ed è bello che sia così. Si sentiva un sacco il profumo di curcuma e si vede appunto anche nel colore, ma il palato non sovrasta e non va a sovraccaricare il couscous e a sovrastare appunto gli altri ingredienti. Direi che è un ottimo piattino anche questo, è un'ottima proposta alternativa appunto anche alla tartare. Non mi era ancora capitato nel morso, ma ho appena trovato anche un arachide che dà anche croccantezza, quindi oltre alla croccantezza di germoglio c'è anche quella degli arachidi, veramente eccezionale, perché è bilanciato anche bene con un po' di dolce anche dell'uvetta. Mi piace molto, non saprei scegliere tra tartare e couscous. E per finire abbiamo sempre il tiramisù e una cheesecake ai frutti rossi. Ah, bella idea. Lo sai che io sono dell'idea che abbiamo due stomaci, uno per il dolce, quindi per il dolce c'è sempre posto. Quindi Io ce l'ho hai messo fatto proprio bene. per tutti e anche per i vini. Questa di Mirko però Però va bene assaggio lo stesso, volentieri, dai, va bene non lo ce la stesso. faccio. Enrico, io a questo punto inviterei anche Mirko qui con noi e vi Va ringrazio intanto per averci raccontato la vostra attività, la vostra idea, la vostra filosofia. È un piacere, siamo sempre qua ragazzi da martedì a sabato, venite a trovarci perché ci sono delle vere belle chicche. Bravo, lo chicche stavo per dire io. del territorio e oltre. Mirko, Ricky ormai ti ha rubato il bicchiere, però se vuoi il dolcetto possiamo mangiarlo tutti No, e tre. ormai questo bicchiere è mio, nessuno tocca più. ne abbiamo a sufficienza. Lecito. Grazie, ciao Ciao, patatini, ciao. Bravo, bella idea.